Ben ritrovati dalla redazione. È rimasto ferito riportando traumi in vari punti del corpo dopo essere caduto da un'altezza di circa 3 metri, probabilmente in un cantiere, ma invece di essere soccorso e portato in ospedale, l'uomo, un 53enne operaio di nazionalità egiziana, è stato lasciato nei pressi di un distributore di benzina. È accaduto a Grado, come riportano anche siti quotidiani. Sarebbe stato lo stesso operaio a rivolgersi al benzinaio per chiedere di essere soccorso. Secondo quanto si è appreso, l'uomo è residente a Milano e sarebbe uno straniero regolare in Italia. La superstrada H4 si sviluppa in territorio sloveno e collega la A1 all'altezza di Rasdorto con il valico di Gorizia. Corre lungo la valle del Bipacco, consentendo al traffico, soprattutto pesante, che utilizza tale valico, di evitare una tortuosa strada statale. Nei prossimi giorni scatteranno lavori su larga scala annunciati dalla società autostrade slovena DARS e si protrarranno fino alla fine del 2026. Interventi che non possono essere sottovalutati per i disagi e le conseguenze che si avranno sul traffico confinario verso l'Italia. La manifattura in provincia di Udine nel terzo trimestre 2024 continua a mostrare segni di debolezza. È il quadro che emerge dall'elaborazione dei dati dell'indagine dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine su un campione rappresentativo delle aziende associate, 2/3 del totale, per numeri addetti. I risultati sono stati resi noti ieri. Nel terzo trimestre la produzione industriale in provincia di Udine è diminuita dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2023 ed è crollata dell'8,2% sul secondo trimestre 2024. Avvio con il botto della vendita dei biglietti per il concerto di Robbie Williams allo stadio Nereo Rocco. All'orizzonte si fa largo anche la possibilità di un grande evento sul mare con una chiatta davanti a Piazza dell'Unità in Mola Audace. Partendo dallo show dell'Ex-Tech Death, già in programma per il 17 luglio prossimo, i posti in curva sono pressoché esauriti. Le tribune ne riservano ancora qualche manciata, mentre resta una buona disponibilità sul prato. Sono 26.000 i biglietti messi in vendita dallo scorso venerdì, solo i possessori di Mastercard hanno potuto giocare con un giorno di anticipo e con questo trend di acquisti non è escluso che si raggiunga il tutto esaurito prima della fine dell'anno. Le premesse ci sono tutti. Era da oltre 10 anni, precisamente dal 22 giugno 2014, da quando al Rocco si scatenò il Rock dei Pearl Jam, che lo stadio di Valmaura non ospitava un artista, un gruppo di fama internazionale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Fino al mattino cielo sereno, poco nuvoloso, con possibili locali banchi di nebbia sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto. In seguito progressivo aumento della nuvolosità, specie sulla fascia orientale e sulla costa, gelate notturne in pianura e nei fondovalle. Temperature minime in pianura fra -1 e 3 gradi, le massime fra 10 e 12, sulla costa minime fra 6 e 8, le massime fra 11 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.